Siamo alla Maddalena Spiaggia, nel sud dell'isola, precisamente a Capoterra, fronte Saras, luogo dove durante queste vacanze di Natale 2016-2017 è comparsa una installazione fronte mare, installazione che rimanda dal punto di vista semiotico e semiologico a tutta la cultura minimale e concettuale alla base dell'arte povera, del movimento dell'arte povera, teorizzato negli anni 60 dal critico Celant, e linguaggio che trova la sua sublimazione contemporanea in questo lavoro comparso di fronte al Saras. Lavoro incredibile, estremamente raffinato nella poetica, è realizzato esclusivamente con i materiali che il mare ha portato a riva. Quindi si tratta di un lavoro interconnesso con tutte le altre realtà distanti e lontane dal punto di vista artistico e culturale dalla Maddalena Spiaggia, che però nella spiaggia della Maddalena trovano come risultante vettoriale e sublimazione etica e poetica, espressione e realizzazione in questo elaborato, in questa installazione.